Dopo l'incidente in laguna dello scorso 8 febbraio, nel quale un lancione di laguna ha centrato 2 gondole a Venezia con a bordo alcuni turisti, la parola passa ai tecnici e periti chiamati a fare chiarezza sulle cause che potrebbero aver concorso allo scontro a Rialto tra il mezzo pubblico della linea Arancio e le 2 gondole urtate in rapida successione, gondole che avevano a bordo turisti spagnoli e peruviani finiti in acqua. Il pubblico ministero titolare dell'inchiesta, Marco Maggini, ha chiesto ai tecnici che venga accertata la velocità del lancione a laguna, il suo stato di manutenzione e quali cause potrebbero aver determinato in maniera fondamentale il sinistro. Questioni di centimetri e il bilancio avrebbe potuto essere una tragedia. Invece tutto, per fortuna, si è risolto senza gravi conseguenze, oltre a una grande paura e un freddo bagno in laguna per i malcapitati occupanti delle gondole, contusioni lievi e danni solo strutturali. Al lavoro nel cantiere, dove sono tenute ancora sotto sequestro le 3 imbarcazioni, ci saranno ovviamente i consulenti della Procura di Venezia e quello del comandante a Laguna indagato per naufragio colposo, assistito dall'avvocato Marino De Franceschi. I primi risultati degli accertamenti arriveranno non in tempi brevi, ci vorranno presumibilmente almeno 60 o 90 giorni.